Buonasera, benvenuti a TG Sicilia, vediamo insieme le principali notizie. Abusi sessuali di un sacerdote su un ragazzo, indagato il vescovo di Piazza Armerina. Rosario Gisana è accusato, insieme al vicario generale, di falsa testimonianza dalla procura di Enna. Avrebbe coperto il prete pedofilo Don Rugolo. Metalmeccanici in piazza a Palermo, la protesta per il mancato rinnovo del contratto di lavoro. Sarà un Natale di preoccupazione, dicono i lavoratori. Lo sciopero generale ha provocato disagi anche nei trasporti. Lampedusa sta meglio e in mani sicure e c'è già chi chiede l'affidamento di Giacinta, la bimba della Sierra Leone salvata nelle acque del canale di Sicilia. Il presidente della Croce Rossa Valastro è una storia di grande umanità. A Porto Empedocle, nell'Agrigentino, un dissalatore costato milioni di euro è abbandonato da 12 anni. Sarebbe stato di grande aiuto nella fase più acuta della crisi idrica. Presentato a Palazzo degli Elefanti il Natale catanese, concerti, musical, mercatini, notti bianche, spettacoli di danze in centro e nelle periferie. A Siracusa è festa per il giorno di Santa Lucia. Nel pomeriggio la lunga processione dal Duomo fino alla Borgata. Calcio, domani Catania in campo contro il Potenza, primo di un doppio turno casalingo fondamentale per i rossazzurri per dare una svolta alla stagione. Cambio in porta per Toscano che perde Beters ma recupera Adamonis. Bentrovati. Piazza Armerina, il vescovo Gisana e il suo vicario giudiziale Murgano sono indagati per falsa testimonianza. La procura di Enna contesta le loro dichiarazioni che avrebbero coperto il sacerdote Don Giuseppe Rugolo, condannato a 4 anni e 6 mesi per violenze sessuali su minori. Ci racconta tutto Gerry Italia. Il vescovo di Piazza Armerina, Rosario Gisana, è ufficialmente indagato per falsa testimonianza insieme al vicario giudiziale Vincenzo Murgano. L'indagine, chiusa nei giorni scorsi dalla procura di Enna, si concentra su presunte dichiarazioni mendaci rilasciate durante il processo che ha portato alla condanna del sacerdote Giuseppe Rugolo a 4 anni e 6 mesi per violenze sessuali su minori. Secondo i giudici, Gisana avrebbe omesso di adottare misure a tutela delle vittime, contribuendo così a facilitare l'attività predatoria di Rugolo, già segnalato in passato. Come riportato oggi da Repubblica Palermo, l'accusa sostiene che il vescovo, anziché agire, avrebbe cercato di insabbiare la vicenda, come emerge da un'intercettazione. Il problema non è solo tuo, il problema è anche mio, perché io ho insabbiato questa storia. La difesa però respinge ogni accusa, definendo l'intercettazione una frase decontestualizzata. Anche Papa Francesco aveva espresso il suo sostegno al vescovo, definendolo giusto e vittima di calunnie. È soddisfatto dell'azione della procura invece Antonio Messina, il giovane archeologo che ha denunciato Rugolo dopo 12 anni di silenzio, anche se non nasconde una punta di amarezza. Una denuncia che ho fatto con profondo senso di giustizia e di dovere, dopo che il Tribunale di Enna non aveva trasmesso gli atti alla Procura per la falsa testimonianza resa in aula dal Vescovo Rosario Gisana e da Monsignor Vincenzo Murgano, attuale parroco della Chiesa Madre di Enna. Intanto la comunità locale è divisa. A Enna è nato un comitato dei cittadini che chiede le dimissioni di Gisana, mentre il processo civile chiama la Curia a risarcire le vittime. Adesso il Vescovo e il suo collaboratore hanno 30 giorni per presentare memorie o chiedere interrogatori, una vicenda che scuote profondamente la Chiesa siciliana. Che possa finalmente farsi pulizia dentro la Chiesa e che questa bruttissima storia possa essere scritta la parola fine. Lo dicono i rappresentanti del movimento Non accetto prediche da chi copre un abuso, un gruppo di cattolici che ha inscenato una serie di flash mob nel corso dei quali abbandonavano la messa per protesta. Il movimento torna a chiedere a Gisana di fare un passo indietro. Lasci questa diocesi, ormai il re è nudo, dicono. La Sicilia salta il rinnovo del contratto collettivo metalmeccanici in sciopero questa mattina a Palermo. Manifestazione nell'isola, proteste e disagi per lo sciopero generale. Sarà un Natale di preoccupazione, dicono i lavori. I dettagli da Marco Gullà. Noi vogliamo il contratto che ha proposto FIOM e WILD.
Non ci abbassiamo di un centimetro. Volti arrabbiati e amareggiati, per loro sarà un Natale di preoccupazione. Centinaia di metalmeccanici palermitani hanno scioperato davanti la sede di Sicindustria a Palermo. Lo sciopero è proclamato a livello nazionale, convocato dalla FIOM CGIL, FIMCISL e UILM. Oggi siamo in sciopero per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Dopo 7 incontri e 7 mesi, Federmeccanica non ha accolto la nostra piattaforma, votata dal 98% dei metalmeccanici italiani, e ha dato un secco no su tutti i nostri punti, a cominciare dall'aumento del salario, alla lotta alla precarietà, alla riduzione dell'orario di lavoro. Il contratto industria riguarda in Italia quasi 1,5 milioni di metalmeccanici ed è uno dei maggiori in Italia, un rinnovo contrattuale che non c'è e che getta nello sconforto tutti i lavoratori. Sì, c'è molta preoccupazione, chiaramente vediamo quello che succede nel mondo, in Europa, in Italia, al sud evidentemente poi le questioni sono ancora più amplificate perché come sappiamo al sud non ci sono alternative di lavoro e quindi la preoccupazione è maggiore. Federmeccanica ci presenta una contropiattaforma che non ci sta proprio in piedi con quello che chiediamo noi. Si è rotta la trattativa proprio per questo motivo. Sarà un Natale di preoccupazione per voi? Sarà un Natale di preoccupazioni, sì, e si prospera anche altri scioperi, eventualmente non si scenda a un tavolo di confronto. Il TAR ha bloccato la precettazione, lo sciopero è quindi di 24 ore, si fermano anche trasporti, scuola, sanità, caos di disagi da nord a sud. Vogliamo quello che chiediamo, non ci tiriamo indietro di un centimetro. La Sicilia stringe in un abbraccio ideale Giacinta, la piccola migrante salvata dalle onde nel canale di Sicilia. La Croce Rossa e la piccola è in mani sicure per lei. Tante richieste di affido. Malviola. Nuovo interrogatorio per l'equipaggio del Trotamar III, l'imbarcazione della ONG Compass Collective che 2 giorni fa avrebbe salvato una bambina di 11 anni, unica superstite di un naufragio fantasma. Gli inquirenti vogliono capire come sia stato possibile che la piccola sia sopravvissuta alcuni giorni in mare fra le onde, aggrappata a 2 camere d'aria e senza risultare gravemente ipotermica. Secondo gli investigatori la bambina, che era in stato confusionale, potrebbe essersi sbagliata sul tempo trascorso dal naufragio al salvataggio proprio perché sotto shock. La piccola adesso comunque sta meglio, è stata trasferita da Lampedusa e affidata alla Croce Rossa. Siamo stati raggiunti da tantissime richieste per l'affido, per prendersi cura di lei, una grande solidarietà. Naturalmente a tutti abbiamo risposto che la decisione spetta alle autorità giurisdizionali e ai servizi sociali, ma davvero questo abbraccio ha cercato un po' di riscaldare il cuore di una bambina che ha vissuto un trauma che probabilmente non dimenticherà mai più. Intanto la Louise Michel, la ex motovedetta francese diventata nave umanitaria della ONG finanziata dall'artista Baschi, fa sapere di aver terminato il salvataggio di 35 persone dopo aver cercato nel corso della giornata di ieri altre 2 imbarcazioni. Nella posizione della seconda barca è stato trovato soltanto un natante vuoto ancora in fiamme. Infine la Geo Barents, la nave di Medici Senza Frontiere, annuncia di lasciare il Mediterraneo centrale per colpa di leggi assurde e insensate, dal decreto Piantedosi del gennaio 2023 al suo inasprimento del dicembre 24, scrivono in un comunicato dalla ONG. A Porto Empedocle, nell'Agrigentino, un dissalatore costato milioni di euro è abbandonato da 12 anni. Sarebbe stato di grande aiuto nei momenti più difficili della crisi idrica. Marco Carli. Se fosse stata effettuata l'ordinaria manutenzione, il dissalatore a Porto Empedocle, sospeso nel 2012, sarebbe stato subito riattivabile e si sarebbe attenuata e di tanto la crisi idrica devastante in corso da oltre 9 mesi. E invece no, l'impianto è stato abbandonato in balia delle intemperie dei vandali, degradato e saccheggiato. È una testimonianza di grave mancanza di responsabilità da parte delle istituzioni preposte a fronte dei milioni di euro che sono stati spesi per installare a suo tempo il dissalatore. Attualmente il cancello d'ingresso è aperto, hanno forzato il lucchetto. Chiunque può entrare, come siamo entrati noi, indisturbati, anche perché non c'è nessuna vigilanza. Ovunque vi sono sterpaglie, ferri arrugginiti, cabine elettriche divelte, capannoni che potrebbero crollare giù da un momento all'altro. La regione siciliana ha preferito non intervenire, non attivarlo perché i costi sarebbero stati esosi. La cabina di regia nazionale, dopo un recente sopralluogo, ha ritenuto
la vecchia struttura non idonea al ripristino. Adesso la cabina di regia nazionale per l'emergenza idrica, sollecitata dal governo Schifani, ha previsto un dissalatore mobile nella stessa zona in grado, entro la prossima estate, di immettere nella rete idrica circa 100 litri di acqua al secondo. Bisognerà però avviare a ristrutturazione la rete idrica con la Brodo, attraverso cui si perde il 50% dell'acqua immessa. Il dissalatore quindi non sarebbe ancora sufficiente a garantire agli agrigentini una distribuzione idrica accettabile. Rimaniamo nell'Agrigentino, ci occupiamo sempre del tema idrico. I lavori per realizzare il pozzo Monna Farina nel territorio di Santo Stefano di Quisisiana ad Agrigento non verranno interrotti. I giudici del TAR di Palermo hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal sindaco per difetto di giurisdizione. Sempre ad Agrigento il consorzio di bonifica ha installato 2 potenti motopompe per recuperare acque che confluiscono nel bacino del fiume Verdura e nel territorio di Ribera, nell'Agrigentino appunto. Le 2 strutture sono in grado di assorbire ciascuna circa 80 litri di acqua al secondo dal letto del fiume e utilizzare questo flusso per l'irrigazione degli agrumeti del comprensorio riberese. Futuro incerto per i dipendenti dei 2 stabilimenti Eni Versalis che sorgono in Sicilia. Al tavolo ministeriale con la partecipazione di azienda, regione e sindacati, confermate le chiusure e i piani di riconversione con consistenti investimenti per Priolo e più di qualche dubbio su Ragusa. Sentiamo Manlio Viola. Chiudono gli impianti Eni Versalis di Priolo e di Ragusa. Lo stop era annunciato, ma adesso è diventato una certezza ufficiale. Ma al tempo stesso è in preparazione un cronoprogramma per la riconversione e il salvataggio dei dipendenti. Incontro in chiaroscuro quello di oggi al Ministero del Made in Italy, dove si è tenuto il tavolo sugli impianti Eni in Sicilia. Per quanto riguarda la riconversione, maggiori certezze per lo stabilimento di Priolo, con 432 dipendenti, che nei piani dei manager dell'Eni sarà riconvertito in una bioraffineria al punto da prevedere investimenti tra gli 800 e i 900 milioni di euro. Più fosco il futuro dell'impianto di Ragusa, con in dote 132 dipendenti, per il quale si pensa a un cambio totale di destinazione d'uso per trasformarlo in un centro di eccellenza per le tecnologie. Preoccupazione è stata espressa dai sindacati prima che la riunione fosse aggiornata per approfondimenti tecnici. La priorità è salvaguardare i livelli occupazionali, diretti e indiretti, e assicurare che il processo di trasformazione industriale possa avvenire nel rispetto delle esigenze di tutti gli attori coinvolti, dalle imprese ai lavoratori, dice l'assessore alle attività produttive Edita Maio, che ha rappresentato la regione al tavolo. Siamo fiduciosi, conclude, che il dialogo aperto tra istituzioni, sindacati ed Eni possa portare risultati concreti e sostenibili. A Caltanissetta continua l'incubo per le 13 famiglie che martedì sera hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni dopo che alcuni immobili hanno presentato improvvise lesioni. Ce ne parla Rita Cinardi. La vigilia delle feste si sta trasformando in un vero e proprio incubo per 13 famiglie di Caltanissetta, 41 persone in tutto, che martedì sera sono state costrette a lasciare le loro abitazioni dopo che 3 immobili in via Redentore, una delle strade principali del centro storico della città, hanno presentato improvvise lesioni. Alcuni di loro hanno visto calcinacci staccarsi dai muri, altri non sono più riusciti ad aprire le porte. Da lì la richiesta di intervento ai vigili del fuoco e dopo qualche ora il piano di sgombero che ha portato intere famiglie ad abbandonare le loro abitazioni. Alcuni di loro sono stati sistemati in B&B messi a disposizione dall'amministrazione comunale, altri hanno trovato sistemazione da amici e parenti. Certo è che nessuno di loro sta vivendo serenamente questi giorni che dovevano essere più belli in vista delle feste. Per noi è un momento molto triste perché siamo ospiti di un B&B e meno male che abbiamo un tetto sulla testa. Abbiamo dei grandi disagi perché non abbiamo i nostri effetti personali, non abbiamo le nostre cose, non abbiamo la nostra casa. Qualora vi dovessero dire che potete rientrare, vi sentireste tranquilli o no? Ci devono dare delle garanzie, queste garanzie ce le devono dare loro, di incolumità delle persone, perché siamo delle persone che hanno anche paura per il benessere nostro, dei nostri cari. E se i residenti hanno paura a rientrare nelle loro abitazioni, c'è tanta ansia anche tra i commercianti delle vicine attività. Nella notte infatti a quanto pare ci sono stati altri movimenti e un tratto di marciapiedi si è sollevato. Nessuno si sente al sicuro, anche perché ancora ad oggi non è stata data alcuna motivazione ufficiale sulle cause di quanto accaduto.
Andiamo a Catania, al Palazzo degli Elefanti, dove oggi è stato presentato il Natale catanese. Concerti, musical, mercatini, notti bianche e spettacoli di danze in centro, ma anche nelle periferie. Il sindaco Trantino: desideriamo che tutti possano vivere questo Natale vicino alle proprie abitazioni e ai propri cari. Emanuela Corsi. Concerti, musical, mercatini, notti bianche, spettacoli danzanti. Il Natale illumina Catania con oltre 60 eventi che si svolgeranno fino al prossimo 6 gennaio su tutto il territorio comunale, dal centro storico alle periferie. Credo un solo quartiere che sia rimasto sguarnito proprio perché desideriamo che la gente sia non solo orgogliosa di questo Natale, ma che lo possa vivere anche vicino alle proprie abitazioni, coinvolgendo i propri familiari e dando quindi un senso a questo bisogno che abbiamo tutti quanti di stringerci attorno alle persone a cui vogliamo bene. Tante le iniziative natalizie presentate questa mattina a Palazzo degli Elefanti dal sindaco Trantino, che riguarderanno non solo le principali piazze, ma anche le chiese e il Castello Ursino, e che saranno una fonte di attrazione per i tanti turisti presenti in città. Già fin da domani, con la Notte Bianca, voluta fortemente dalla 7ª Commissione consigliare dal Presidente Giovanni Manni, consentirà ai nostri concittadini di fruire fino a tarda sera di negozi aperti, di teatri a €1 e di tutta quanta una serie di opportunità. Un Natale che sarà all'insegna della mobilità sostenibile, con navette e più corse della metropolitana. Camminando a piedi invece avremo la possibilità di goderci ogni singolo angolo, perché in ogni singolo angolo c'è un'emozione da raccogliere. Ancora incerto il programma del Capodanno. Se si fa questo Capodanno, come io credo, sarà su Catania, ma naturalmente faremo un evento apposito nel caso in cui dovesse essere confermata questa scelta, invitando il Presidente Schifani, perché a lui dobbiamo l'organizzazione di questo evento. Inaugurata questo pomeriggio nel quartiere di Librino a Catania l'illuminazione artistica della Porta della Bellezza. Il primo passo per il Museo d'Arte Contemporanea a cielo aperto, ha detto il mecenate Antonio Presti. Orazio Longo. La farfalla come emblema della metamorfosi, Librino che si accende anche di notte. La Porta della Bellezza illuminata con 1100 metri di tecnologia LED. Un percorso d'arte, spiega il mecenate Antonio Presti, che parla di primo passo per il costituendo Museo d'Arte Contemporanea a cielo aperto. 20 anni di sacrifici, di impegno etico e civile insieme con tutta la comunità del quartiere, dai bambini alle mamme, alle famiglie, alle associazioni, al mondo della scuola. Librino può vantare che anche di notte, insieme con le opere di Fabrizio Corneli, Il sogno del sognare e Il bacio dell'amore e dell'amare, è un grande museo di luce notturna, quindi anche di notte venire a Librino è un valore di bellezza, di condivisione e di restituzione. Per il sindaco Trantino si tratta di un'opera emblematica per il quartiere, un modello da trasferire in altre zone della città per spingerci tutti a rispettare maggiormente il territorio. La tecnologia di illuminazione, finanziata dall'Unione Europea su progetto del Comune, è quella utilizzata nei centri storici tramite flussi luminosi, tesa a garantire il contenimento dei consumi energetici in un'ottica di minor impatto ambientale. Le opere in terracotta che compongono il bassorilievo, realizzato e donato dalla Fondazione Fiumara d'Arte, hanno visto la partecipazione degli abitanti del quartiere, coordinati da artisti e architetti. Con le festività natalizie cambia anche il calendario per la raccolta dei rifiuti a Catania. L'appello di Gema ai cittadini: rispettate le regole e mantenete pulita la città. Tonino De Mana. Un servizio di raccolta più efficiente per una città più pulita. Non è la lettera di Gema a Babbo Natale, ma un appello di Gema ai catanesi affinché il centro storico e non solo conservino un aspetto decoroso per le festività natalizie. Giocata Anticipo, la ditta che gestisce la raccolta dei rifiuti nell'8 e lo fa informando i residenti sulla variazione degli orari di esposizione della frazione prevista solo nelle giornate di martedì 24 e 31 dicembre. Chiediamo questo sforzo per garantire il maggior decoro in quelle due giornate, proprio perché il servizio verrà anticipato alle 18. Parliamo in particolare dell'area che attualmente è servita dal porta a porta nel turno notturno, serale notturno, che è l'area compresa tra Picanello, via Caronda, viale Africa e piazza Giovanni XXIII, Corso dei Martiri della Libertà. Questi utenti in queste due giornate dovranno anticipare l'esposizione entro le ore 18. L'appello di Gema ai catanesi.
Assolutamente chiediamo il massimo della collaborazione e il massimo del rispetto delle regole, lo ripetiamo, quindi è necessario esporre solo la frazione prevista da calendario. Previste una campagna di volantinaggio ed un'altra sui social attraverso Facebook ed Instagram. Le sere del 25 dicembre e del 1 gennaio l'esposizione dei rifiuti avverrà regolarmente come da calendario. Infine, i 3 centri comunali di raccolta di Picanello, Borgosanzio e Cairoli effettueranno un'apertura straordinaria domenica 22 dicembre dalle 9 alle 13. Il Tribunale di Catania ha archiviato la posizione di 5 indagati della SAC, la società di gestione dell'aeroporto Fontanarossa, nell'inchiesta sull'incendio divampato il 13 luglio 2023 nel Terminal A, che causò la chiusura dello scalo e ingenti disagi ai passeggeri. Secondo la giudice, non è emersa nei confronti degli indagati una condotta colposa. L'archiviazione riguarda fra gli altri l'amministratore Nico Torrisi. Andiamo a Siracusa, adesso grande folla per Santa Lucia. Alle 15:30 è partita la lunga processione da Piazza Duomo fino alla Borgata, dove il simulacro resterà fino a sabato prossimo. Domani pomeriggio arriverà il corpo da Venezia. Francesco Loi. Sono le 15:30 quando Santa Lucia si immerge tra i suoi devoti. Piazza Duomo è stracolma. Gli applausi, il messaggio dell'arcivescovo che cita la lettera inviata dal Papa e il via alla processione. Tutto dipende da questa campanella. Cosa si prova a dettare i tempi della processione? Veramente è un'emozione è unica, dettare i tempi, perché si fa con il cuore, con amore e con fede. Si va a passo lento, nuvole e vento forte che hanno segnato la mattinata spazzati via. La serata è tutta per lei, Lucia accolta da un bagno di folla. Telefono alla mano per scattare una foto da mandare a chi? Per conservarla nella mia galleria come ricordo. Un ricordo da portare sempre con sé, ma qui, lungo la processione fino alla Borgata, i devoti arrivano da ogni dove, dalle grandi città ai piccoli paesini. Arriviamo da Capracotta, un paese in provincia di Isernia, Molise. Ci fermiamo per una pausa, tra poco lo sport. Ritorniamo in studio con lo sport. Il Catania gioca domani pomeriggio al Massimino con inizio alle ore 17:30 contro il Potenza. È il primo di un doppio impegno casalingo dal quale il vicepresidente Grella, che ieri ha incontrato i giornalisti per lo scambio di auguri, si attende il massimo dei punti. Out, Beters e Guglielmotti, torna Anastasio. Vediamo. Uniti per centrare il successo, che non è solo quello contro il Potenza, prossimo avversario domani al Massimino. Lo sguardo di Vincenzo Grella, vicepresidente del Catania, è rivolto ad altri obiettivi futuri ed ha voluto lanciare un messaggio chiaro di compattezza ieri pomeriggio incontrando la stampa per i consueti auguri natalizi, che arrivano alla vigilia di una gara importante con i rossazzurri che in caso di vittoria, oltre a dare continuità, scavalcherebbero proprio i lucani in classifica. È il primo di un doppio impegno casalingo dal quale Grella si attende 6 punti. Poi a gennaio la squadra verrà rinforzata utilizzando il budget che già c'è, lavorando anche per piazzare gli esuberi. Ma intanto testa al Potenza e capacità di gestire la pressione. Abbiamo scelto Catania, una piazza sì importante. L'abbiamo scelta per cosa? Per essere ambiziosi, per il successo, per vincere. Allora dobbiamo essere anche bravi. La pressione chi ce l'ha? I più forti. Non penso che le squadre di media classifica abbiano pressione. Quindi deve essere un privilegio avere la pressione e la devi vivere nel migliore dei modi. Poi la devi anche saper gestire. Sul fronte formazione in difesa c'è il dubbio Castellini, out Guglielmotti, oltre Di Dacchio e anche Beters. Toscano comunque riavrà Adamonis, che ha recuperato da una forte contusione, Anastasio, che ha scontato la giornata di squalifica, ma il tecnico deve decidere dove schierarlo, se come braccetto dei 3 in difesa oppure esterno di centrocampo. Da questo dipenderanno anche gli eventuali utilizzi di Ierardi e Lunetta. Difensore centrocampista sono in preallarme. Davanti invece sembra scontata la coppia Stoppa-Jimenez con Inglese, riferimento offensivo. E il giro di boa del torneo è farla al meglio, è quello che conta. Su questo sono tutti d'accordo.
Bene, questo era l'ultimo servizio, il TG finisce qui, grazie per essere stati con noi, io vi lascio alla programmazione di Antenna Sicilia, vi auguro un buon proseguimento di serata, arrivederci.